In su 1936, in Copenaghen, in custa domu, nasce un biccioccheddu che a sedade de 6 anni scoperi sa Sardigna e dedica tutta sa vita sua a studiare e salvare sa cultura sarda. I traballi fatti in Sardegna furono medasa e importanti, come cussu dei Launedasa, su unico che essere rennescio a Cabai prima de summare che gli dà pigao a 35 anni. Andreas Fridolin Weiss Benson venne da una famiglia ricca e nominata in Danimarca, poi tagai Benson già dai secoli punti conosciuti su questi compositori di musica, pittori e giuristi. Insistati sa famiglia Benson, de Copenaghen si andata a Saddomo de Mari in Tisvil dell'Aie, a noi si andaus a doviai su Vradi Adrian. Fradi mio Vridolin, fia prospitticco, de mimmi e de sorri mia licca. E ho passato sa pizzinnia in una villa manna in Gentofte, in stile italiano, fatta vai di aiaiu mio. E fia da un luogo alligro, prene genti. Già di Piccioccheddu, Fridolin si fu di fatto conoscere può essere meda abistu e grande studioso. Mesi elementari si diventa addirittura permittio di sartagua classi. But from his early years, he was... Già de Piccioccheddu si biriada che tenia un carattere forte in meda e quando decidia da deva una cosa non fia di va cambiare idea. Fia da intelligente in meda e da studiare un medalinguas, finza se sarabbo e geroglificus. De uno sciu canto un si comprendio, ma voi so fia una cosa importante in meda. In scuola diventa permittiu desartai dessa seconda a sa quarta classe. Fu sempre pieno de ideas e de inventivas, fia sempre vendi e trumentendi con progetto nuovo, e non senza mai. He always had ideas of all kinds of inventions he made and projects going on. Commenta s'amico cosa sua Aristide Murro, quando entrava sul liceo, ha deciso di studiare greco e latino, cosa è spanto, che in Danimarca fu rara meda. Noi ho ancora scopretto che all'ivessi su un sito, ma in su 1952, a sedate de 6 anni, fu digitendo in Italia e da concada d'Endienni in Sardegna. La mamma li ha comprato una pariga di cartolline postali prepagate e si è donata con questa raccomandizia di mandare una saggita per di fare sciti chi fu ancora bio, chi fu sao, chi fu succeduto qualcosa. In modo da ascoltare su 2 del su mese di agerosa del su 52. Mamma stimata, Deo stau bene in meda, su sartu in noi è bello meda. Assimbillada a sa savana nes filmis africanus. E tutto grogu, con cresuras chi biasa de ai largo parenta mancias. Mi bivu con 100 francos a sadiri. Mamma stimata, da punzettata di aderus andiamo in Sardegna. Sa primo dì appu viaggiavo 128 km e si arriva a Sassari. Sa dire infatti appu vata 300 km e si arriva a Nuoro. In noi puru appu croccato su sarto, fuori dessa città, e mantivato compagnia i sonalla dei prevesi che pasciano da furrio a furrio, avilladas de su pastori che sonata sul litto. Già dando Fridolin comincia a pensare ai problemi mannus che ci furono in Sardegna. A quell'epoca, la cosa che fu più triste fu quella dei banditi. E tanto scoprì pure che su bandito più famoso fu Tandeddu de Orgosolo. E tavai, crosi da dosu, andata a Orgosolo, e cica sa famiglia de Tandeddu,
può disprecontare commenti podia fare da dopiai. Ma su conto si d'acaba di contare su Vradi Adrian che a pustisi di 50 anni si arregoda tutto su componenti. Is parentesi di Nanta che issusu non riusciriante noi vestiti. Fridolin disarrisponditi che duolia da scette intervistai, ma issusu tanto di torrant addirittura collianta 400.000 francos. E in ogni modo non riusciriante noi vestiti. Tantos Andreas s'indianda da sigroccai in una domu che viene ancora mesu vaidura, commenta accostumata a fango sus tempus. A in 3 notti intende di stragazzo. Piga s'arresoia in manusu e pregontada. Chi è? È una voce di narada. Non timmasta, sei bene un'amicenzia, ma in bidda tanti pigava una spia e chi avarrasi in orgosulu a sappoti biri sopra i citrogiu de grassi, ma sicuramente non a sapiri su de pusti grassi. In su 1953, in Martisi, in pare con Nicolino Migaleddu, hanno intendi una gara poetica. Uno dei cantatori, accabata sa gara poetica, di contada a Fridolin della Uneddasa e di un finza del suo indirizzo dei suonatori. Dopo parecchi disi, Fridolin fu di già in Santa Giusta, in domo del più velicino Pili su suonatori della Uneddas. Fridolin che fu pesato in mezzo dessa musica e già di parecchi anni fu suonando con suo frate Adrian in sa jazz band, comprende subito l'importanza e la ricchezza di questo strumento e comprende pinzasa e su tipo di musica che podia fare. E un'altra cosa, ti rendi conto che questo strumento fu in a rischio di sparesse. E standava in Gunisi, po una pariga disi e intendiu adilla uneddas. Quando non è tornato a nau, ha pagattau su scopo dessa vita mia. Accabadas i vacanzas e torrau in Danimarca, fu sempre bisendusia come ti podia fare a torrai in Sardegna per registrare musica, cantidusu e contusu. In 2 litra sa mamma che fu forasa discridi. Mamma stimata, c'è essa possibilità che su musei nazionali o gusto zoologico mi lessinti un registratore a filo. Custo ia da pollinai che in Sardegna mi pozzo comporai un molente e a su manco non deppo tragare su strege a coddu e mi pozzo un golli vinza se tenda. Ma non sei ancora sicuro che mi lessinti sa registratore e tanto su adesso in meglio non ci crea ancora. Però ti immaginas e i terrazzi viaggia a po' di vai. In is anni seguenti torna ancora. Posi podi sostenni e poi girai a discanso i vides a dessa Sardegna, s'aggregada a su circo Zanfretta. Ma sighidia a perseguire s'idea de torrai po vai sa ricerca a suba dessa musica e dessa vita sarda. Si iscrivi all'università in antropologia e poco operai di nai po vai sa ricerca in Sardegna, sigidi a suonai jazz in sa band de Suvradi e in prusu doda lezioni de greco e del latino. Cuvera da abbastanza di nai posi comprai una moto beccia, un nimbusu, con su Sidecar. Di boga da su Sidecar e di poi u gascioi dell'inna manno a podenni per un logo poponni is attrezzaduras e poponni tutto su bagaglio. Con questa moto che via massimo 80 km a parti da Copenaghen a Truessa da sta Danimarca, sta Germania che fu di già in da Burno sul mese di novembre e dopo 11 giorni arriva in Sardegna. Sta spedizione di ricerca fu pagata in parte del suo Museo Nazionale de Danimarca Buru. Poi sul museo fu incaricato di arregolli a inasa etnograficas. E via da fotografata con sa gente che anduvrianta ancora imperendidas e appustisi da scomprada
dasa carregata in su gascione de San Motto e dasa spediata in Danimarca. Con questa sainasa stanno un fatto, in su 1959, a intro del Museo Nazionale del Danimarca, organizzato una mostra completamente dedicata a Sardegna. Forse una delle mostre più interessanti che teneus a livello etnografico che esistono a Sumanco. A intro di questa mostra, come ti potete vedere, duia da fações, duia da moras a pomore drigo, duia da aias a vovai subai, canstedus, sedazus, e duia da mascheras, e duia santus, e duia da ogni razza cosa che si può adattare all'interno della vita, del suo traballo in Sardegna. Come a sorti, su dinai del Museo Nazionale, è arrivato dopo 5 mesi e isso, tutto si erro del 58, da passare un pago di nai, come ti scrivi in suo diario. A questo punto, su di noi da cabendo, e si commenti che il gusto del Museo Nazionale non arriva prima del mese di maggio, se ho bivio grazie a su buon coro dei amigos e che non si può fare in meda. E questo si conferma da Pepineddu Azzori, di Euristasi, che impari con suo frate Gianni, da collianta sempre in domun solo. Di tanto in tanto compariva. Donni Adanti si via da piri, fu sempre morte vammini, non tenia un sordo scedau, ed accabato andomo. Babba e mamma si che scianta, poi taganoso non fu ausa riccus, ma un prato e minestra dove sempre prodottos. Un piatto di minestra c'era per tutti. Come ti potevo leggere in suo diario, si sprazzina sa voce che isso fu di Kenza de Dinai, e tanto tutta la gente che tu conoscia a maniera in solo, si punti donare e vai per aiutare. A Pustisi si è andato a Nicalla, pontificare Giovanni Lai, ma isso fu ancora vappendo, e tanto mi toccavo a cenare 2 volte. Di bessi da pillu che ziantò in Lara sapetta chi Deu e si cenava con issus. Deu gli ha già cenato, ma commenta contessiada a poter più tornare a papai. Poi ragazzi Antoni non mi creiada e mi ha costrinto. La situazione economica della Sardegna in questi anni fu triste a meda. Di vaus de vago obdessius della seconda guerra mondiale e su vammini fu da genugus. Sammelo gioventù emigrada e spago che avarranta, commenti potevo bere in su film de Benson e de Violenzo Serra, traballanta commente in Sant'Igorio e finza se spiccioccheddu pitticus de pianta traballai commente in mannus. Su giovedì nostro, po' buona sorte, arrennesciti a cancellare i dispregerisi dessa vita. E quando su tempo passa, non si ricordava più dei dolori o dei dispregerisi. Ma Benson, con sa grande capacità di osservazione che tenia, in pago a rigas del suo diario, arrennesciti a sivai intrai in mezzo dessa disperazione che tenia la famiglia dei usonadori della Unedas. In prude Mimmi ed e susonadori, dove fu sa popidda che fu sempre murrungendi su chi vi auso. Issa
fu distuata a pizzo de una stoia, anante sa zimminera, a lucchittendi su vogu, con arrogu de copertoni de macchina se causa tiras. Ma a postisi de 5 mesi, quando arriba sui naidi su Museo Nazionale, Fridoli non sesti scaresciu de sacattu bellu che d'antivatto is amigus e de cantu d'appanta giudau. E ascoltai eita scrivi in su diario. Quando se arribau, su sonadori fi affendisi ancora su mei gamma, ma s'indè pesante de lettura. Sa situazione economica fia d'un disisperu. Fu de meda che se traballai e su pagu dinai chi ad scaburtu sonendi non di bastà po bivi. Diseo torrà a Casteddu, a pustisi che d'apponau 3.000 francus, non di potia donare de brussu. Ma Benson, manca avessi ancora viciocheddu, denia da 21 anni, e dai già comprendi un medas cosas importanti dessa cultura sarda, commenti si contada in moi e Pinedazzori. Soprattutto i più poveri riuscivano. Però, e isso mi da ricordare fatto, fiant pro poverus is chi rennesciant a esprimis artisi dessa cultura sarda, canzones, ballus e atras cosas, las fadiant pro poverus. Is arriccus, invecias, chi teniant tottu, dei vestimentas a sa cosa vappai, non rennesciant a fare tutto custas cosas. E isso, de tanti in tantisi, mi via da comprendi cosas che Deo non gli appesi manco pensao. Ma d'aperto in un mondo che de chi no, po mimmi, e adesso parrau fetto una curiosità. Curiosità, ecco. A Benson vi interessava ad ogni aspetto dessa vita in Sardegna, però fu ancora imberriau poi launedasa. Dei scallisi ia da scrovetto già e cavuto solo che venia dell'argomeda. Il launeddas benint de sedadi de su Brunzu e de 2500 annus sa vita in soru in Sardegna non s'è mai vrimata. Custu lu podeu viri in unu brunzittu sardo che ammostata un uomini chi sonada e poderada due cannas con sa manu manca e una con sa manu esta, proprio come antivanti i sonadoris in di oi. Arregodendo fueddus de Aristide Murrus, amigo e collaboratori de Benson, oi forse si podeu nai che il launeddas funti s'unico elemento dessa cultura dei nurajaius che est ancora bio e funzionante. Su mondo dei sonadoris de launeddas fu un mondo serrao, preu de dimoria, tirria, invidia, e i sonadoris timmiant sempre a civerdi i sonadas che conosciant. Po Benson a registrare in questa situazione non fu facile, però isu, grazie a suo bello grabo e a sa delicatezza che teniada, est rennesciu a si vai amico con totus, con i sonadoris più famosi e con cussus più spago famosi. E di aici is est rennesciu a diboddiri d'ogni aspetto dei launeddas. A cominciare de su sciovedu e s'arregorta de diversa qualità de ganna, a sa vaidura dei sonsu, come ti via da Zianto Illara, e chi voi stiba imperada uso un beccio, su spago un pigiau si dovia pogontu su imperendo su vuso. Dopo di vai festas, tocca prima regoli su dinai. I biddas che si dovodiant permitti paganta o sonadori po accompagnare i sobrerisi quando vianta sa gicca. In meda biddas, passanta con calincuna immagini di Susanto de Afestai, in cravas ponianta sagrai de sagresa de Sant'Antoi ed avvianta basaia sa gente.
Il launeddas funti sempre presentisi in processionesi e come ti scrive Benzo, su suonadori andano addirittura ananti de su santo, come ti esibiti in sa processione de Santo Iacco in Ierzu quando sonada zi Aurelio Brocco. A posto dessa processione arriva a missa, in noi il launeddas attenta ancora importanza manna. In noi seus un bidebuzzi, possa vesta de Santa Maria de Mese Austu, e è sonendo zi Antoi Lara. Accabada sa vesta de Gresia, e adesso annai sa gicca, sa processione e sa missa, arriva s'ora dei imballus, in noi su suonadori in di boga da su mellus de su repertorio cosa sua. Sa gente de Saida, adobiata sa prazza egresia, e accompagnaus de launeddas sterrianta a baddai vinzas a trade notti. Un'altra occasione di spazio con il launeddas fu di a intregida quando i uomini si bindeganta me bottega de Subigno e ci va santa sora cantando vari tipi di canzoni accompagnata sempre con il launeddas. Un aspetto poco conosciuto dei launeddas è quello della serenata Cravarissa. In su 1962 Benson, a questo tipo di cantido, gli dedica una briga di minutus de pellicola. Queste pellicolas queste immagini apparano come unico documento in tutta la cinematografia sarda in cui esibiti il launeddas che accompagnano una serenata. Sa voce che intendesi è questa originale di Benson. Serenata, voce Salvatore Murtas, punte organo Salvatore Manca. Ma voi comprendi come ha fatto Benson a rennesci e a superare sa dimoria dei suonadorisi, si lo conta da Aristide Murru. E sa gente saperia con questo, di contare tutto, come che avessi di già un confessore, un preti. Poi le cose che gli scritto nei nomi, non la scontano a tutto su. Chi da santi contare sai gusto, e poi te comprendi. Primo, che voi interessate scetti a conoscere sa cultura di questa gente, su modo di vivere di questa gente. Poi la fai a conoscere fuori, ma non come a pettegolezzo, come proprio a tragallamento, no, ma la fai a conoscere sul mondo scientifico. Questo questa gente, ma che avesse dall'alfabeto, di comprendere. E poi per questo collaborando con Andreas, con tutto il suo coro di Sapodenai. E fa di dimostrante amicizia, poi noi hanno questo in strada, è tutto invitante, è tutto di fare cortesia, e chi viene a raccontare, e poi questa maniera sua, questa, di si vai olli bene di questa gente, a suo punto che lo considerano uno di famiglia. Un'altra cosa che si aiuta a comprendere come ha fatto Benson a lavorare sul mondo dei suonadori si dà conto dal professor Alberto Mario Cilese, leggendosi e commentandosi una lettera che Benson gli ha scritto in sul 1971. Quel che fosse il rapporto con i suoi commenti
Andreas si portata con i sonatori di essi da pillu dessa lettera che issu mi ha scritto quando deu di proponio de vai un disco a suba dessa Sardegna. Disco che de piadessi fatto con le registrazioni a regortas de issu. Dischi sulla Sardegna, uno dei quali avrebbe dovuto essere realizzato con i materiali sonori raccolti da Andreas. Caro Professor Cirese Stimau, pongiamin claro custus puntus. Sa coscienza mia non mi permette di imperare le registrazioni senza de pagai i sonatori che m'hanno aiutato. De questa frase si comprende bene che all'ivudi sa maniera de vivi di Andreas in su mondo in su quale s'ha gattata a traballare, de grande rispetto e de collaborazione, non de rapina o de vura de su bene in soro. Su chi d'importata fudi de hai fatto in maniera che custas launeddas benessint intendias e connottas e preziadas in sa mattessi maniera de gumenti da s'appreziat issu in su mondo internazionale de sa cultura. Had two main results. One was Fridolin est istettiu su primu etnomusicologu danesu. Studius e scollas pois antropologus chi si occupanta de musica in Danimarca in sora non si indagattata. E tanto se stissu su chi ha aperto sa tenta. Sa seconda cosa est che issu ha fatto ricercas a suba della UNEDAS e grazie a questa ricercas in moi il UNEDAS funti connotas in suo mondo. through his research. In una conferenza di presentazione sul libro di Benson, su professore Francesco Giannatasio dell'Università di Roma, ha contato che per i ricercatori di questa generazione cosa sua, Benson ha rappresentato una specie di mito. S'ha contato pure che sul libro di Benson non è importante vetti voi la UNEDAS, ma è importante pure per la storia dei studi etnomusicali a su manco in saria italiana. Un'altra cosa bella che sannau è che a di de oggi tutto su che podeus ancora nai a pizzus della UNEDAS è già edotto a intro di questo libro. Non è facile arrivare in voi dove ponai canto vuoto importanti sul lavoro che ha fatto Andrea Schedulin Weiss Benson in Sardegna. E anzi bisogna da distinguere sul primo lavoro che ha fatto il UNEDAS, poi ti ha dato a Cabau, e sul secondo che portava l'idea di Vai, che ti lasciava a metà riscetta, poi poverito sei morto a 35 anni. L'azione che ha fatto Andreas ed hai convinto i suonatori che questa musica merita di vivi ancora. E sa gente, i suonatori, danti seguiu in quest'opera. E quindi ecco l'importanza di hai fatto, dovrai a nascere in Sardegna, sa coscienza che il UNEDAS depinti continua a vivi. Poi che mori in UNEDAS, mori in una parte dell'anima della gente sarda. Non c'è nulla, non c'è nessuna esagerazione. Noi, castiendo questo materiale che stava rao, potete immaginare che si continuava a vivere, che questa sorte non dessi proprio struncao, come ti dà di struncao. Oggi io attenni un studio proprio importantissimo, un studio luminoso per la conoscenza della cultura sarda. E lui te chi canta sa con dolce armonia, t'auguro che in suo mondo non morti sta mai, consola s'afflitta e triste anima mia, porta scanto mi firmo voli contemplai, voli d'ascoltai soave e scalas, in mezzo dei calas
gentilezza, chissà naturalezza, la più donai. E qui sa propria gentilezza, i cantantes si ultimata sa, isti mia sai intrude questo giardino, fai chi si spogli a mia sa, si anta sepultata sa, in mezzo de su gentili e fiorito d'usino, e questo destino tu disigi ardentemente, pochi eternamente in su mio tristo vello, cagli con un cravello in sora desta morte,